Sapevamo che il clima che si era creato avrebbe portato sicuramente a delle difficoltà. Con tutta onestà, pensavo un risultato leggermente diverso, sicuramente un margine maggiore. L'importante è che la maggioranza dei lavoratori che ha voluto esprimersi si è espressa dando il voto positivo a questo preaccordo. Con soli 17 voti di scarto su oltre 2000, l'accordo sindacale è stato promosso dai lavoratori di Cafarsetti, che vedono così svanire la maggior parte dei paventati tagli ai loro stipendi. Quasi metà di loro avrebbe però preferito, per motivi incomprensibili all'intelletto umano, rigettare la trattativa e lasciare unilateralmente la palla al commissario, anche al prezzo di meno soldi in busta paga. Qualcuno crede che se ci fosse stata l'avvertenza legale, il giudice avrebbe condannato l'amministrazione a rimettere tutto come prima, ma non è così, perché la cosa principale che secondo me molti non hanno capito è che senza contratto economico annuale ogni contratto non vale. Questo vale non per Venezia, vale per tutti, e indipendentemente da un commissario o non commissario. Questa è la regola del gioco. I dipendenti del Comune di Venezia in questi anni hanno avuto più degli altri, anche grazie alle rappresentanze sindacali, si sfoga Mario Ragno della UIL. Purtroppo c'è ancora chi fatica a capire che il mondo non è lo stesso di 10 anni fa. Negli anni passati non se ne rendevano conto perché la situazione era tranquilla, non c'era nessun problema, era un atto quasi formale, ci si trovava, in 10 minuti si firmava un accordo. Oggi i tempi sono cambiati e una situazione così fortemente diversa e di non sicurezza dei bilanci e dei denari chiaramente diventa una cosa più difficile.